c'è 1.200.000 tonnellate di rifiuti urbani. Rifiuti, trasporti e acqua sono questi settori che l'associazione di imprenditori, che raggruppa le più importanti società pubbliche di servizi della regione, intende migliorare dal punto di vista degli utenti. A Vicenza, nel piano nobile della Basilica Palladiana, quello che sfiora i tetti delle case, l'annuncio. Dopo la riunione del nuovo consiglio direttivo del gruppo, il nuovo presidente di Confservizi Veneto è l'uscente Massimo Bettarello. Il presidente di ATV Verona è stato riconfermato al vertice. La priorità delle priorità secondo noi è quello di implementare attraverso i rapporti che abbiamo con la Regione tutte le attività che riguardano la mobilità sostenibile e accessibile e veicolare anche, come dire, la best practice veneta sulla raccolta differenziata. Noi sappiamo che, come dire, siamo la regione che vanta dei numeri da primato in materia, ma crediamo che sia necessario che la Regione si attivi anche con il Governo per risolvere taluni problemi del settore che si stanno evidenziando dopo circa 20 anni di raccolta differenziata. Il futuro possibile per Confservizi è sostenibile, dal risparmio idrico alla raccolta differenziata fino alla mobilità. La Confederazione, che già raggruppa 125 aziende, si apre dunque ai mercati generali, quelli ortofrutticoli per non sprecare cibo, e anche ai parcheggi in aree urbane, in città che vogliono implementare la filosofia amica dell'ambiente del bike e car sharing. In un libero mercato dove la sfida più grossa è quella tra le aziende a capitale pubblico e le aziende totalmente private. Siamo consapevoli che la bontà della gestione delle aziende a capitale pubblico è sicuramente molto forte perché e lo dimostrano i bilanci. Lo scopo di questa associazione di public utility è di favorire fenomeni aggregativi, migliorare i servizi pubblici e diminuire i costi sulle spalle della comunità. L'universo parallelo al privato è formato da società pubbliche che si mettono insieme e trovano soluzioni alternative. In una regione che vive di arte e di storia come il Veneto, il futuro è più moderno di quello che sembra.